saluto. Alla prossima, buonanotte. Ciao, ciao. Ultima corsa, premio Croce Rossa Italiana, Comitato di Cesena, sono allievi in pista, 1 Zuve10 CSM, Giuseppe Salacone, 2 Artmail, Leonardo Raffa, 3 Zillafon Denis Trinca, 4 Atomo del Vento, Daniel Parussati, 4 Andreotti G&G, Gaetano Casella, 6 Viller, Mattia Spanò, seconda fila 7 Zaccheo del Ronco, Daniele De Muro, 8 Guario Gas, Sara Mangoni, 9 Zero Giulia, Antonino Emanuele Giuliano, 10 Volpelli, Alberto Zanca. Velocissima Zillafont prende il comando nei confronti di Andreotti G&G. Poi vediamo Atomo del Vento alla corda, all'esterno Viller. Cavalli sulla curva con in vantaggio Zillafont che ha preso la testa, mentre Atomo del Vento è terzo alla corda. Tanto primi 200 metri in 15,4. Si è adeguato all'esterno Viller che ora avanza gradatamente sulla battistrada. Denis Trinca con la figlia di Napoleon che arriva ai 400 in 31,1. Cavalli sulla seconda curva, cominciano a formarsi più pariglie. Seconda alla corda è Andreotti G&G. Tanto arriviamo al paletto dei 600 metri, passati in 47,4. Ha rallentato la leader. La seconda pariglia viene presa dal numero 2 di Art Mail su l'otto di Aguario Cas, mentre si lancia in terza ruota Volpelli qui davanti alle tribune. Giro in 1-2-4, 15 però la frazione qui davanti alle tribune, con Viller ancora tonico all'esterno, si piega un po' nella curva. In vantaggio sempre Zillafont, chilometro in 1:17,6, secondo alla corda sempre Andreotti G&G con Gaetano Casella. Poi vediamo avanzare anche Volpelli. Viller intanto fa sul serio a 400 metri dalla conclusione, frazione di là in 14,5. Numero 7 Zaccheo del Ronco squalificato. Zillafont, poi sempre lì secondo Andreotti G&G, cavalli a poco più di 200 metri dalla conclusione. Ultima curva passata in 15,2, retta d'arrivo con Zillafont che cerca lo stacco, l'esterno Viller, di dentro si lancia Andreotti, poi è largo di tutti anche Aguario Gas, ultimi metri, ed è Andreotti G&G che viene a vincere sul 3 di Zillafont. Poi al largo anche Aguario Gas, è finito forte, che può probabilmente cogliere la terza posizione davanti a Viller. Quindi vittoria per Andreotti G&G, Gaetano Casella che ha sfruttato l'open stretch e ha passato la battistrada Zillafont ed è venuto a vincere anche bene questo figlio di Pine Chip. Il training è quello di Walter D'Ambrogio e Giustino Cioce per il signor Giovanni Chianese. Rivediamo la lotta per le piazze. Secondo è ancora Zillafont su Aguario Gas e Viller, ed è tutto per questa sera dall'ippodromo del Savio. L'appuntamento è per venerdì prossimo.